I tifosi come al solito sempre lì in attesa del pullman degli azzurri, cori, vedrete le immagini su YouTube, ma il Napoli ha dribblato questo entusiasmo. C'è da dire che rispetto al solito c'era un po' di traffico in quella strada, che di solito viene gestita meglio dalle forze dell'ordine. In realtà diciamo, ad un primo impatto sembrava ci fosse il solito dispiegamento di forze dell'ordine per l'arrivo del pullman, poi di fatto il pullman è arrivato dal lato del settore ospiti che porta direttamente alle tribune con accesso agli spogliatoi. Dove è arrivata anche la Roma, no? Dove arriva anche la Roma, è arrivato soltanto De Laurentiis prima di tutti, è arrivato Baldini in auto da solo, entusiasmo per l'arrivo di De Laurentiis, Baldini, e poi c'era un minivan, quello classico guidato dal buon Nicola, che però era vuoto, serve di solito nel post partita per spostare gli azzurri, ma in realtà i tifosi sono rimasti delusi perché erano tantissimi, paragonabile a quella che era l'entusiasmo prima di Napoli-Roma, vi ripeto, di Napoli-Juve, scusate, fra poco le immagini su YouTube, ma purtroppo dobbiamo registrare. C'è un precedente che non mi fa ben sperare, non so se lo ricorderai. Napoli-Milan forse. Napoli-Milan con tutti i tifosi in attesa qui, il Napoli entrò di là e ci fu anche una piccola polemica per come andò il match, dicendo beh magari se ricevevano il calore dei tifosi. In realtà questa è una squadra che ormai viaggia a vele spiegate, però sai c'è da dire che l'entusiasmo serve sempre. Esatto. C'è da dire che mi pare che sia la prima volta questa stagione che Napoli non entra dall'ingresso principale. C'è da dire che c'era questa problematica di traffico, mi hanno detto anche amici dalla WhatsApp che la tangenziale dal lato di Pozzuoli era completamente bloccata. Il Napoli arriva da Pozzuoli, quindi forse qualcosa è successo sicuramente. C'è tra l'altro esatto, un'attrice famosissima, esatto. Vabbè, peccato che non siamo riusciti a non penso, attenzione, non penso si sarebbe mai fermata, però comunque la gente continua a passare, però vabbè. Manuel, le ultime di formazione non sono ancora uscite formazioni